Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Papolla e benvenuti al Palapoli. Da qui seguiremo insieme la sfida fra Femminile Molfetta e Ocasa Falconara, valida per la settima giornata del campionato di Serie A Tesis. Prima di iniziare diamo uno sguardo alle formazioni partendo dalle ospiti: Colucci, Condò, Gregori, Scoponi, Elpidio Bordacchini, Lot, Pereira, Taina, Ferrara, Pesaresi, Carturan, l'allenatrice mister Giulia Domenichetti. Risponde la Femminile Molfetta con Bocaleb, Enrico Dell'Ernia, La Torre, Pernazza, Luna, Calè, Piccino, Caballero, Valenzano, Ginosa, Scianamea, l'allenatore mister Diego Iessi. Gli arbitri di questa sfida: Domenico Saccà della sezione di Reggio Calabria e Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria al crono, Angelo Di Lucia della sezione di Foggia. Squadra in campo per il saluto prepartita. Ultima giornata, ultima gara prima della lunga sosta per il mondiale nelle Filippine. L'appuntamento poi sarà per metà dicembre, quindi un mese e mezzo di pausa, con l'Italia che sarà impegnata nel mondiale nelle Filippine, con Panama, Iran e Brasile nel girone. La spedizione di Francesca Salvatore, che ha tutte le intenzioni di fare un grande risultato nel storico debutto iridato. Momento delle foto pre-gara per il Molfetta. Si carica invece il Falconara, quinto in classifica, 12 punti all'attivo e reduce dalla sconfitta per 3-1 al Palabadiali contro la Women Roma. La Femminile Molfetta deve invece riscattare la brutta sconfitta partita al Palarigopiano per mano del Tiki-Taka. Classifica che vede le biancorosse a un punto, nonostante una vittoria e un pareggio a causa dei 3 punti di penalizzazione che sono stati inflitti durante l'estate. La vittoria è arrivata alla Palapanzini di Giovinazzo contro l'Audace Verona, il pareggio interno all'esordio in campionato contro la Soccer Altamura. Diamo uno sguardo anche ai quintetti: Carturani, Sapereira, Taina, Ferrara, Elpidio per Domenichetti. Vediamo invece chi sceglierà mister Diego Iessi. Credo abbia chiamato Calè. Andrea Luna, Capitan Marfil Enrico e Chiara Pernazza davanti a Nadia Bocaleb. Un po' in anticipo sulla tabella di marcia, ma Falconara e Molfetta ora sono pronte per dare il via a questa partita, con Calè sul punto di battuta. Sarà importante per il Molfetta l'approccio a questa gara. Cercare soprattutto di rimanere aggrappati alla partita anche qualora dovesse andare in svantaggio, cosa che di fatto è accaduta solo per un tempo col Tiki-Taka. Fischia adesso l'arbitro, è iniziata Ocasa Falconara Femminile Molfetta, con Luna che sbaglia il primo appoggio della sua partita. Rimessa laterale adesso per Ferrara, capitano, bandiera, pilastro della formazione marchigiana. Elpidio, Ferrara, velo per Isa Pereira, centralmente per Ferrara, anticipata da Pernazza. Calè cerca la giocata, porta a casa la rimessa laterale. Enrico, va in pressione Taina, e allora Luna rischia un po' da ultima, palla centrale che arriva in zona Pernazza, corpo a corpo con Taina, la meglio l'ex bitonto del Molfetta. Poi Calè in profondità, troppo in profondità per Enrico che non può arrivarci, si deve risistemare nella propria metà campo il Molfetta, spronata a farlo dal suo mister. Ferrara 1 contro 1 in banda, non passa su Luna che poi gira all'indietro per Pernazza. Movimento profondo di Calè, Enrico alza la testa, ci pensa, torna indietro da Chiara Pernazza. Eccola Calè, cerca la palla di prima per Enrico, non riesce però a far girare il pallone. Rimessa laterale per il Falconara, problema alla sirena. Battuta la rimessa con Ferrara e Isa Pereira.
in 1 contro 1. Occhio al movimento di Taina. Isa Pereira ragiona, alza la testa e va proprio dall'ex Lazio. Isa Pereira, Ferrara, 1 contro 1. Ferrara passa sul destro, prova l'imbucata, non ci arriva il pidio, rimessa Molfetta, è andato via il primo minuto di gara. Luna, Enrico in avanti, Calais ha il problema di controllare e lo fa alla grande questo pallone. Magia di Pernazza che libera il campo per Luna, che calcia dalla distanza, poteva anche avanzare forse la giocatrice spagnola. Primo tiro del Molfetta, una buona uscita di pressione, poi Luna ha calciato forse con troppa fretta, forse temendo il ritorno di un'avversaria. Taina Santos con spazio, va a puntare Enrico, occhio al taglio di Isa Pereira, palla un filo troppo lunga, era passata. La palla sempre intelligente di Taina Santos. Rimessa Molfetta, resta in pressione però il roster allenato da Giulia Domenichetti. Falconara campione d'Italia in carica. Andrea Luna, palla un po' pigra, anticipata Enrico, poi Pereira, si gira bene da Taina, poi Ferrara, ricomincia il giro palla del Falconara con la sua numero 21 che sterza, va verso il centro, prende il fallo di Calais, calcio di punizione. È stata saltata secca Calais, ha deciso di spendere il primo fallo del pomeriggio dopo 1 minuto e 47. Taina chiede la sostituzione del pallone accordata dal signor Domenico Sacca di Reggio Calabria. Nuovo pallone, calcio di punizione per il Falconara con Ferrara sul punto di battuta. Taina poco più dietro e il pidio un po' larga. Isa Pereira a riempire l'aria, va proprio Isa Pereira a battere la punizione, schema ragionato. E il pidio, Taina va all'1 contro 1 in buca, fermata da Enrico che non riesce a tenere il pallone nel rettangolo di gioco, rimessa laterale ancora Falconara con Taina, lascia lì per Ferrara, suolata per Taina, alza la testa, cerca l'imbucata, palla che termina sul fondo senza deviazione, rinvio dal fondo per Bocaleb che deve velocizzare la manovra. Calais anticipata da Isa Pereira, rimessa Molfetta. Dell'Ernia a scaldarsi in casa femminile Molfetta insieme a Ginosa, mentre Luna cerca il corridoio centrale. Calais va a fare a sportellate con Pereira, stavolta il fallo lo subisce la brasiliana del Molfetta. La punizione è per le biancorosse. 2 minuti 9 secondi andati via, 0-0, nulla da segnalare finora. Partita molto tattica, le squadre si stanno studiando. Luna, Enrico, Pernazza, attenzione alla pressione feroce di Elpidio. Luna sbaglia, Taina va da sola, salta Luna, Taina, gran giocata, arriva Enrico a sbarrarle la strada, a metter palla in rimessa laterale. Batte Taina, dietro da Pereira contro Calais, ennesimo contrasto tra le due, un bel duello tra la 16 del Falconara e la 7 del Molfetta. Rimessa laterale, se ne occuperà Alina Elpidio. Taina, fermata ancora da Enrico. Pronta Taina, dietro Pereira con spazio, Calais intercetta, poi Luna prova ad avventarsi sul pallone, prima di tutte Pereira, Carturan, Ferrara, Pereira, Taina, occhio a movimento profondo di Ferrara, capisce tutto Luna che anticipa, poi Calais si deve sbarazzare del pallone. Bocaleb in avanti, Elpidio intercetta, rimessa Molfetta. Non c'è ancora movimento sul panchino invece del Falconara, riflette Giulia Domenichetti. Enrico, Andrea Luna, ancora Enrico, si deve sbarazzare del pallone, in avanti Pereira, protegge l'uscita dello stesso. Taina, dato via il terzo minuto di gara. Elpidio,
Ancora Isa Pereira. E il Pidio contro Pernazza. 1 contro 1. Torna indietro. Isa Pereira. Taina prova a prendere un po' di cambio. Servita. Controllo non felice. Luna ruba palla. Enrico prova a far correre Calais. Poi Luna. È partita Pernazza. Luna ci pensa. Eccola Pernazza. Poi ancora la spagnola. In avanti per Enrico, che faceva il movimento opposto. Alza comunque il pollice in segno di approvazione per le intenzioni della compagna. Un po' meno precisione però qui nel Molfetta. E allora l'Occasa Falconara ha già recuperato palla con Pereira. Lascia lì per Taina. Pernazza intercetta. Rimessa laterale. Si alzano le prime due scelte di Domenichetti, Carola Colucci e Nancy Lott. Pereira. La portoghese va da Ferrara. Lotta con Enrico, tocca per ultimo, rimessa Molfetta. Luna. Anticipata Enrico, la torna buona per Ferrara. Ferrara! Boucaleb respinge in rimessa laterale. Primavera, grande palla gol del match dopo 4 minuti con Ferrara. Portaina per il Pidio, alza la testa, calcia, palo incredibile di Elpidio. Poi Pernazza da Calais. Si è acceso il Falconara nel giro di 6 secondi. La grande parata di Boucaleb e poi il palo colpito da lì nel Pidio. Fuori Taina, dentro Colucci. Luna salta a secco l'ex giocatrice del Fondi. Poi cerca sostegno, non lo trova, torna indietro. Enrico, Pernazza. Ancora da Luna, attenzione alla pressione di Elpidio che prova lo scippo, non riesce però a tenere in campo il pallone. La rimessa del Molfetta che poco fa ha rischiato tanto. Pronto Enrico, prima però deve sistemare i calzettoni. Riceve adesso l'ok dal signor Sacca per continuare a giocare. Luna in avanti, troppo profondo per Calais, rinvio dal fondo per Denise Carturan. È stata convocata da Francesca Salvatore per il mondiale. Portiere del Falconara insieme a Sestari e Polloni sono loro gli estremi difensori. Attenzione a Lott che passa su Luna, poi Colucci non riesce a deviare verso la porta. Enrico contro Colucci, va da solo Enrico, subisce il fallo di Colucci, calcio di punizione e giallo in arrivo per la numero 3 del Falconara. Secondo fallo del primo tempo del Falconara. Sempre Ginosa e Dell'Erne invece a scaldarsi per Mister Iessi. Punizione dunque per il Molfetta, distanza considerevole. Vediamo se c'è uno schema di Enrico che va dietro da Luna. Pernazza prova l'1 contro 1, perde un brutto pallone, ripartenza di Elpidio, 3 contro 2, Elpidio calcia, brava Luna a coprire lo specchio della porta, a metter palla in rimessa laterale. E allora Elpidio gioca dietro da Pereira, larga Cellot che chiede palla, prova a riceverle, sbaglia il passaggio Pereira, non si intendono le due. Luna con un varco centrale, prova a partire la spagnola, resiste la prima volta, poi deve tornare indietro, resiste, pallone torna buono invece per Lott. Un po' di confusione, mette ordine Isa Pereira, larga per Elpidio, prova a partire, va a terra, non c'è fallo di Luna, Calais cerca la ripartenza, poi calcia da centrocampo, palla sul fondo, vediamo se con deviazione o no. Il body language di Carturan ci sembra suggerire di sì, perché non prende la palla, attende la disposizione delle sue compagne. Infatti viene accordato il calcio d'angolo al Molfetta, che si iscrive al registro delle occasioni con questo siluro di Calais che va a battere il calcio d'angolo. Ginosa ed Enrico pronti a ricevere, Pernazza sul secondo palo, Calais dietro dal suo capitano, palla sul fondo di pochissimo. Eccola la risposta del Molfetta alle due occasioni del Falconara, prima Calais, poi capitano Enrico. Pereira avanza, palla al piede, non si intende con Ferrara, rimessa Molfetta. Ginosa ha preso il posto di Luna.
Pernazza. Cerca Cale, Pereira grande anticipo, Ferrara non passa su Pernazza, poi Enrico deve cercare la ripartenza, va a terra nel contrasto con Pereira, calcio di punizione per il Molfetta, fallo numero 3 del Falconara. Cale subito da Pernazza che in qualche modo tiene in campo il pallone, poi il rimpallo premia Nancy Lott, l'olandese del Falconara da Ferrara. Sale Pereira, servita, gran controllo di Ferreira, la respinta di Bocaleb in rimessa laterale con l'ausilio della traversa. Mica male lo stop di Isa Pereira, di fatto il dribbling l'ha fatto lì, poi un destro potentissimo, ci ha messo la manona Bocaleb. Rimessa per il Falconara mentre fa il suo debutto Gaia Dell'Ernia in questa partita. Occhio agli blocchi per liberare Ferrara. Enrico ci mette la testa, forse anche in maniera involontaria. La sostanza non cambia, il possesso del Falconara che cambia banda e avanza di una 5-6 metri sul parquet del Palapoli. 6 minuti trascorsi, 0-0, poco fa una traversa di Pereira che batte dietro per il mancino di Ferrara. 1-0 Falconara, Erika Ferrara dalla distanza. Non ha funzionato qualcosa nella difesa del Molfetta e il vantaggio di Ferrara. Sei minuti 13 secondi. Capitano del Falconara sblocca la gara, poi Dell'Ernia complica la vita. Taina Santos dietro, ancora Ferrara, Bocaleb, gran parata. Sbanda adesso il Molfetta. Rimessa laterale. Taina dietro per Ferreira. Dell'Ernia salva. Ancora Taina dietro per Ferrara. Ancora Bocaleb a dirle di no. Da queste situazioni di rimessa laterale sta soffrendo tantissimo il Molfetta, che di fatto il Falconara riesce sempre a liberare una giocatrice al tiro. Ci riprova Isa Pereira da Taina, controlla, allarga, Cale intercetta, tiene in campo il pallone e riparte. Cale lascia dietro per Dell'Ernia, troppo pigro questo passaggio, Lotta allontana il pericolo. In rimessa laterale poteva sfruttarla meglio il Molfetta questa ripartenza. 6:50 sul cronometro. La sbloccata il Falconara con il suo numero 21. Bocaleb cerca Calè, trova Isa Pereira che alza il pallone sopra la traversa. Bocaleb in avanti da Ginosa che prova a correre. Isa Pereira capisce tutto. Spazio anche in casa Falconara con due. Attenzione a Ferrara che passa, Ferrara in mezzo a tre, cerca anche il tunnel, poi non trova più il controllo del pallone che termina fuori, rimessa laterale. Dentro Luana Condò con la 5 per il Falconara. Isa Pereira alza il campanile, irraggiungibile per Taina, rinvio Bocaleb. E lascia lì ad Enrico. Ginosa in avanti ancora per Enrico. Palla che è uscita, poi Enrico frana sul tavolo. Rimessa Falconara. Isa Pereira. Luana Condò. Pereira. Ferrara a memoria da Condò che salta secco a Dell'Ernia, salta anche Enrico, ancora Ferrara, arriva il rimorchio di Taina. Bocaleb e poi il palo. Enrico allontana, non è preciso il suo suggerimento per Dell'Ernia. Richiama Luna Mister Iessi. Elpidio. Ferrara, Taina. 1 contro 1 con Dell'Ernia. Ancora Taina, passa in buca. Enrico in calcio d'angolo.
Pronta Taina. Ferrara con spazio, intercetta Calais, Condò, buono per Elpidio, alto sopra la traversa. Ancora però una minaccia per la porta del Molfetta. Bocaleb. Elpidio intercetta, Condò si impegna, non mantiene il pallone in campo. Pronta Dell'Ernia. Enrico. Ginosa. Cambia banda da Dell'Ernia. Di prima Calais ha un controcontrasto con Ferrara, la lascia lì, ma Condò prima di Dell'Ernia. Elpidio. Ferrara. 11:30 da giocare in questo primo tempo. Ferrara. Partita Taina con spazio, servita. Taina. Palla fuori. Troppo sola lì in banda Taina Santos. Si rialza anche Pernazza. 3 cambi pronti in casa Molfetta. Dell'Ernia, Enrico. Si gira, prova a puntare Taina. Torna indietro da Calais, palla complicata. Calais non riesce a evitare la rimessa, anzi deve concedere calcio d'angolo. Enrico chiedeva un fallo ai suoi danni, non ravvisato. Angolo dunque concesso dal Molfetta al Falconara. Con Elpidio, occhio al movimento dietro di Erika Ferrara. Bocaleb, parata plastica. Poi ancora Ferrara, il Molfetta non riesce a uscirne. Taina. Alza la testa, cerca l'imbucata, chiude le gambe Calais. Sarà calcio d'angolo ancora per la formazione marchigiana. In arrivo anche un time out per il Molfetta. Taina. Scucchiaia dietro per Ferrara col mancino. Dell'Ernia e Calais in qualche modo respingono. Calais alza la testa e torna indietro da Enrico. In avanti poi c'è Dell'Ernia contro Condò, resiste Dell'Ernia, mezzo a 2, il rimpallo favorisce Condò, all'indietro bene da Carturan. E allora Ferrara, Ginosa prova lo scippo e le riesce Carturan sul suo palo, parata non banale, time out femminile Molfetta. Calcio d'angolo per la femminile Molfetta, 10 minuti 34 secondi per chiudere il primo tempo. Decide il gol di Erika Ferrara. Poco fa il Molfetta ci ha provato con Ginosa, attenta Carturan sul suo palo. Ha concesso il calcio d'angolo da cui si riparte con Dell'Ernia sul punto di battuta. Vediamo se Mister Riessi ha studiato uno schema. Occhio al movimento ad uscire di Calais. Dell'Ernia dietro, poi Ginosa, area di rigore, palla sul fondo. Dentro Caballero, fuori Calais. Fuori Ginosa, dentro Luna. Mentre Taina va subito da Pereira, altro gran controllo. Poi ci mette la spalla Luna per respingere la minaccia. In rimessa laterale con Pereira che batte il blocco e a liberare Conde. Palla sul fondo. Con Condò vicina al gol del bis. Bocaleb, Dell'Ernia alza la testa, cerca Enrico, buon controllo di Enrico, ancora Isa Pereira. Rimessa laterale. Luna, pronta a ricevere. Enrico sulla pressione di Elpidio, torna indietro da Bocaleb che allontana il pallone senza rischiare. Fuori Dell'Ernia, dentro Pernazza.
Torna dentro Colucci, fuori Taina, fuori anche Condò. Girandola di cambi al Palapoli. Caballero intercetta un buon pallone, prova a partire, va da sola Caballero, si allunga il pallone, Ferrara scorta l'uscita in rimessa laterale, non rinvio dal fondo. Vediamo se il Molfetta alza leggermente la pressione o no. Direi di no. Pereira. Elpidio. Pereira. Ultima metà del primo tempo. Pereira con tanto spazio. Prova a prenderselo la portoghese, che sterza, lascia lì per Ferrara. Bloccato il suo tentativo da Pernazza. Batte Ferrara alla rimessa, velocemente da Pereira, allarga il pidio in banda opposta. Eccola la 11 che calcia, fermata a sua volta da Luna. E il pidio, Pereira prova la giocata con la suola. Brava Andrea Luna, con molta applicazione difensiva, consente al Molfetta di recuperare il pallone. Con Boukaleb al rinvio, cercando Caballero, corpo a corpo di fisico con Pereira. Alla meglio la spagnola che prova a passare. Pereira con esperienza riconquista il pallone. Intercetta per un attimo Caballero. Colucci, controllo non felice. Enrico solo per un attimo. Ferrara, partita Isa Pereira, servita. Colpo di testa di Caballero che rallenta la portoghese. Poi Elpidio, 1 contro 1, prova ad accendersi. Elpidio allontana Enrico, poi Caballero, sovrapposizione di Enrico. Caballero invece cercava Pernazza che non era partita. Colucci a sua volta non può arrivare sul passaggio di Erika Ferrara. Rimessa laterale, 8:39 per chiudere un primo tempo comunque piacevole al Palapoli. Luna alla battuta della rimessa. Da Boukaleb, controlla, cerca il corridoio per Pernazza e lo trova. Pernazza bene da Enrico, arriva Luna sul secondo palo. Enrico ha il problema di girarsi, ci riesce, ma nel frattempo il Pidio recupera alla grande la sua posizione e concede una rimessa laterale. Ma buona uscita qui dalla pressione per la femminile Molfetta, con il corridoio centrale per Pernazza. Trovato con successo proprio Pernazza la battuta di questa rimessa laterale, mentre il signor Cartisano fa rispettare la distanza a Colucci e Del Pidio. Pernazza lascia lì per Caballero, controfallo. Pernazza non esattamente d'accordo, che forse si aspettava il fischio dell'arbitro per riprendere il gioco. Il fischio non è arrivato e controfallo dunque fischiato. E il Pidio 1 contro 1 con Pernazza, torna indietro dove c'è Pereira. Ferrara sterza, Ferrara va da sola, resiste, poi cercava Pereira. Caballero allunga il piede quel tanto che basta per metterla in rimessa. Pronta Isa Pereira. Attenzione al movimento di Ferrara che controlla, non passa poi su Luna, va a terra Luna, c'è il fallo e il quarto del Falconara. Rientra Lot. 8 minuti esatti da giocare. Caballero in avanti, cerca Luna che non controlla, rimessa laterale a favore del Falconara. Lot, Pereira, Lot, ancora Pereira, salta secco Caballero e riparte in 3 contro 2, giocatore di Pereira in banda da Colucci, dietro per Ferrara e Pereira addirittura a sostituirsi a Boukaleb e poi la rimessa laterale del Falconara. Che giocata di Isa Pereira. Lotta alla battuta, si cerca ancora centralmente Colucci, Luna non bene nell'allontanare il pericolo. Il possesso è ancora delle Citizens. Con Lot, dietro c'è Pereira, Serchita. Alza la testa, si rifugia in Ferrara. Sulla parallela c'è Lot, Ferrara prende il centro del campo e torna dalla 16. Poi Ferrara ancora, eccola Lot, l'ex giocatrice del Bitonto. Poi Colucci ed Enrico si allacciano, l'ultimo tocco è del Falconara. Il rinvio è per Nadia Boukaleb, il portiere classe 2003 della femminile Molfetta. Deve velocizzare Boukaleb che sta contando l'arbitro. Allora Luna, Pernazza a memoria, cerca Caballero. Lot in vantaggio, Carturan
da Lot, mentre il Molfetta torna a sistemarsi nella sua metà campo. Ultimi 7 del primo tempo. Pereira. La scherma Enrico. Ancora Isa Pereira. Ferrara contro Pernazza. Enrico intercetta, poi cerca in qualche modo Caballero. Pernazza da Caballero. Grandissimo anticipo di Ferrara con la punta del piede. Evita l'1 contro 1 di Caballero. Altra lettura importante del capitano dell'Ocasa Falconara. Enrico da Luna. Finta. Prova poi l'imbucata. Pereira è ben posizionata e riparte. Ancora Isa Pereira. Contro Luna. Resiste Pereira. Cerca di girarla. Facile Bokaleb. Poi non parte nessuno. Allora Bokaleb cerca Luna che non controlla. Taina si gira. Calcia. Pernazza intercetta. Arriva Bokaleb. C'è però da buttare fuori il pallone. Si è fatta male Erika Ferrara nel contrasto con Luna. Falconara restituisce palla al Molfetta. Luna. Ultimi 6 del primo tempo. Luna cerca Caballero, palla complicatissima per la numero 10 del Molfetta. La presenza numero 41 con questa maglia. Taina, Lot. Giocatona di Lot che calcia! Palo esterno. Grande occasione qui per il Falconara con Lot. Bokaleb al rinvio. Da Calais. È partita Enrico. Calais la cerca. È una gran palla. Enrico! Travolta da Carturan. Non c'è fallo né dell'una né dell'altra. Protesta la panchina del Molfetta. Non c'è stato nessun fischio. Ha rischiato un po' Carturan. Il signor Cartisano l'ha valutata regolare sul pallone, ma rimasta a terra molto dolorante Enrico. Terra dolorante anche Carturan. Interviene lo staff sanitario. Si rialza Doloranze. Marfil Enrico che abbandona il campo. Si è rialzata anche Carturan. Se l'ha rimessa laterale dunque per il Molfetta. Con Calais che restituisce palla al Falconara. Episodio che farà sicuramente discutere. Pereira. E il Pidio 1 contro 1 con Pernazza. Sterza il Pidio. Lascia poi per Lot. Ancora il Pidio, fermata da Pernazza in calcio d'angolo. Si deve risistemare il Molfetta. Occhio a Taina. La palla viene giocata dentro. Brava Bokaleb sul suo palo. Ancora il Pidio con deviazione. E calcio d'angolo. In arrivo il time out per il Falconara. Vediamo sì, se subito. Così è. Time out a casa Falconara.
5 minuti 17 secondi da giocare dopo il time out di Domenichetti. Il calcio d'angolo Falconara, vediamo se c'è uno schema particolare. Occhio soprattutto a Erika Ferrara. Che viene a ricevere, eccolo, ma il gol viene annullato per un fallo di Ferrara. Calcio di punizione per il Molfetta e quinto fallo del Falconara. Fischiato il blocco. Gli applausi del Palapoli un po' sarcastici per la scelta di Sacca. Dunque non è gol, si resta 0-1. Adesso il Falconara ha esaurito il bonus dei falli. Dell'ernia di testa per Calais, la protegge, ma c'è sempre Isa Pereira sulle sue tracce. Carturani in avanti, palla che esce, rimessa laterale. Facciamo un po' di ordine. 5 minuti al termine del primo tempo. Femminile Molfetta 0, Occasa Falconara 1. Decide Erika Ferrara, poco fa annullato il 2-0 delle Citizens per un fallo in attacco. E questo fallo in attacco era il numero 5 del primo tempo del Falconara, quindi qualsiasi altra infrazione verrà poi punita con un tiro libero a favore del Molfetta, che qui ha perso palla e adesso deve rintanarsi nella propria metà campo. Pereira, Ferrara, torna dietro Isa Pereira, fermata da Calais, costringe Pereira all'errore. Preso un po' di fiducia adesso il Molfetta, prova a entrare in partita anche il pubblico del Palapoli. Pernazza, dietro da Luna, che ultima e non deve rischiare, allora cerca in qualche modo Calais. Pereira sulle sue tracce, sempre Pereira, poi cade a terra Calais, non c'è fallo di Taina. Pernazza alza la testa, brutta palla di Pernazza, buona per Pereira, ancora Pernazza, cade a terra Pereira, forse c'era fallo, non secondo l'arbitro. Ferrara non passa, riparte il Molfetta in 3 contro 1. Andrea Luna mette palla a terra per permettere il soccorso a Isa Pereira. Era in 3 contro 1 il Molfetta, grande gesto qui di Andrea Luna, che ha messo palla fuori. Per consentire i soccorsi. E il Falconara restituisce palla al Molfetta. Ultimi 4 da giocare. Andrea Luna per Pernazza, corpo a corpo con Taina, che protegge il pallone verso Carturan. Taina, Ferrara e il Pidio. Converge verso il centro, fermata da Ferrara, 2 contro 1 del Molfetta. Calais, gran palla per Pernazza, Carturan, poi Pernazza con una mano a Lina Elpidio, calcio di rigore per il Molfetta. Il break di Calais Pernazza ed è calcio di rigore femminile Molfetta, con Calais sulla battuta. Calais contro Carturan. Fischia Sacca. Parte Calais. Il destro! Sotto la traversa di Calais. Ha pareggiato la femminile Molfetta. 1-1. Forte centrale. Sotto la traversa. 1-1 Molfetta con Calais. Gol numero 5 del suo campionato. 3:37 adesso per chiudere il primo tempo. Il Molfetta proverà a cavalcare l'onda del gol dell'1-1, ma ovviamente di contro c'è un Falconara, squadra molto esperta e con grandissima qualità. Taina, Santos, Bucaleb e poi Dell'Ernia sulla linea salvano il Molfetta in qualche modo. Eccola la reazione dell'orgoglio del Falconara. Ancora Bucaleb, la palla resta lì quando non riesce a girarla verso la porta. Arriva Calais che guadagna anche rimessa laterale. Si è accesa all'improvviso femminile Molfetta Occasa Falconara. Gran parata di Bucaleb e poi decisiva Dell'Ernia sulla linea qualche istante fa. Luna deve velocizzare, butta lontano il pallone, il Pidio ci mette la testa, sarà rimessa per la femminile Molfetta.
Luna, Dell'Ernia, Pernazza, ancora Luna, non passa su Elpidio, Condò resiste con eleganza la francese, si trascina però il pallone oltre la linea rossa, rimessa per la femminile Molfetta, ultimi 3 da giocare. Luna, Dell'Ernia, in avanti, troppo in avanti, Calais non può arrivarci, fa comunque segno che alla compagna. Taina non passa il suo pallone, guadagna rimessa laterale, guadagna anche una decina di metri. Allora attenzione al mancino di Erika Ferrara, che se liberato può essere fatale. Si cerca Taina, lascia lì per Elpidio, murata da Pernazza in rimessa laterale dall'altra banda. Pronta Condò, Taina calcia, intercetta Dell'Ernia, poi Condò contro Calais, alla meglio la 5 del Falconara. Ferrara alza la testa, cerca uno scarico facile, lo trova in Taina Santos, la parallela di Luna, Bukaleb fa un miracolo per evitare l'autogol della compagna. Calais, Luna, cade Calais, non c'è fallo, ma Pernazza ha spazio, prova a prenderselo l'ex Bitonto, Pernazza, finta, Pernazza, resiste, Pernazza, ancora, per Dell'Ernia, palla troppo arretrata, 2 contro 1 Falconara, con Elpidio che marcia in avanti, contrasto di Calais, calcio di punizione, giallo per Calais. Ha rischiato tantissimo il Molfetta. Punizione per il Falconara, con Taina e Ferrara sul punto di battuta. Sistema la barriera Bukaleb. Ferrara, rincorsa lunga. Imbucata, Luna, grande anticipo, poi Calais non riesce a partire. Ferrara alleggerisce in rinvio dal fondo. Rientra Isa Pereira, fuori Taina Santos. Enrico, Luna, fermata del Elpidio, rimessa Molfetta. Luna, Dell'Ernia, uscita difficile del Molfetta da questa pressione, palla persa. Pronta Elpidio alla battuta, 2 minuti esatti al termine di un bel primo tempo qui al Palapoli. Ferrara resiste a Calais, poi gran palla per Condò che la lascia per Elpidio, esterno della rete. Bukaleb al rinvio, lascia lì per Luna, centralmente palla persa, Ferrara col mancino, Bukaleb dice di no a Erika Ferrara, poi lancia per Enrico, corpo a corpo con Pereira, tutto regolare. Ferrara per un nuovo possesso Falconara, 90 secondi ancora da giocare. Pereira, movimento senza palla di Elpidio centralmente, si va da Condò in banda destra, ancora la numero 5, poi Pereira alza la testa, cerca una compagna libera, torna da Condò. Pereira, Ferrara, Pereira in avanti per Condò che prova a tenerla in campo ma non riesce a rendersi pericolosa. Bukaleb al rinvio, Calais, Enrico mantiene il pallone in campo, prova a partire su Elpidio, va a terra, non c'è fallo, ancora a terra Elpidio, scusate Enrico. Allora Pereira a sua volta attende che l'avversaria torni in posizione. 45 secondi in questo primo tempo da giocare. Elpidio, Condò di testa, palla in rimessa laterale.
Rientra Lot. Luna in avanti, troppo in avanti, facile Carturan. Pereira, Falconara può imbastire forse l'ultimo possesso del primo tempo, con 30 secondi da giocare, con Ferrara che la lascia lì, proprio per Isa Pereira. Sulle sue tracce c'è Calais, allora lì nel Pidio, torna indietro da Pereira, 22 dice il cronometro. Lot, Pereira, Ferrara, alza la testa, Pereira prova il colpo aereo, Bokaleb fa su il pallone. Dell'Ernia, 8 secondi. Calais saggiamente butta il pallone lontano, onde evitare rischi in pressione. Carturan lascia scorrere il tempo, suona la sirena di metà gara e 1-1 fra Falconara e Femminile Molfetta.
Ritornano in campo Femminile Molfetta e Ocassa Falconara. Si riparte dall'1-1. I gol di Erika Ferrara e di Calè su calcio di rigore. Falconara ha avuto sicuramente più occasioni dal punto di vista numerico, anche di qualità. Ha colpito 3 legni. Bucaleb è stata determinante in 3 o 4 circostanze. Dall'altra parte un paio di grandi parate anche di Denis Carturan. Adesso sarà importante per entrambe le squadre approcciare bene la ripresa. Il primo tempo si è concluso con entrambe le squadre che cercavano il gol del vantaggio. Calè, anzi Luna ruba palla, Elpidio corre in palo favorevole, parte Elpidio. Ancora un palo del Falconara, incredibile, di Elpidio. Si presenta così il Falconara in questa ripresa, con Elpidio scatenata. Enrico riesce a deviare in calcio d'angolo, subito un brivido, subito tutta la classe di Alina Elpidio. Palo incredibile con un destro potente in diagonale. Angolo e dunque per il Falconara. Elpidio pronto alla battuta. Ancora in buca. Enrico non riesce ad allontanare. L'ultimo tocco è del Falconara. Rinvio dal fondo per Bucaleb. Luna. Attenzione perché Taina si fa male da sola in corsa. La dinamica non ci lascia molto fiduciosi, speriamo non sia nulla, ma quando una giocatrice in corsa fa male da sola è sempre pericoloso. Ovviamente ci auguriamo che sia solo uno spavento brutto per Taina Santos. Si rialza adesso Taina, zoppicante. Dentro Lot al suo posto. Nel frattempo nelle altre gare del pomeriggio la Kick-Off ha vinto contro l'Audace Verona per 3-1. Decisiva la doppietta nella ripresa di Bruna Borges e il Cagliari di Mister Moreno Giorgi è andato a vincere in casa del Montesilvano 4-3. Le 2 gare iniziate alle 15, alle 14:30 la vittoria della Roma al Pala Panzini contro il Bitonto. Bucaleb rimette in campo il pallone cercando Marfilerico, la mette giù il capitano del Molfetta, poi passa in qualche modo con Elpidio, si allacciano ancora, Elpidio alla meglio, poi Enrico si impegna, non riesce a tenerla in campo, rinvio dal fondo Carturan. Pereira. Elpidio. Ancora l'1 contro 1 Elpidio. Già il terzo provato in questo minuto di secondo tempo. Fermata da Luna e rimessa laterale. Attenzione al contatto per il tiro di Ferrara. Erano 2 giocatrici del Molfetta a terra sui blocchi, mentre Bucaleb deve sbarazzarsi del pallone allo scadere dei 4 secondi. Dell'Ernia. Imbeccata da Calè, va a terra, non c'è ancora fallo. Rimessa Isa Pereira. Ferrara. Elpidio. Pereira, palla che passa, non c'è la deviazione di Luna, la rimessa laterale a favore della Femminile Molfetta. Luna in avanti, palla che arriva in qualche modo ad Enrico, contro Lot, sterza Enrico, resiste, poi bene da Calè, in buca, Pereira con un grande senso della posizione, poi ruba palla dell'Ernia in mezzo a 2, si complica la vita e perde il pallone, Elpidio, torna avanti il Falconara con Alina Elpidio, letale in ripartenza. 2-1 Falconara, 1 minuto e 46 dall'inizio della ripresa. Alina Elpidio fa 2-1. Gol numero 7 del campionato dell'ex giocatrice del Pescara. Ritorna avanti il roster marchigiano.
il Molfetta che aveva avuto l'occasione in ripartenza, poi la palla è stata persa, in controripartenza ha punito il Falconara. Pereira. Molfetta non cambia l'atteggiamento tattico, attende sempre nella propria metà campo. Non c'è una pressione feroce, almeno in questo avvio di ripresa. Lot gira questo pallone da Ferrara, poi intercetta Luna, rimessa laterale per l'Ocasa Falconara. Pronta Pereira. Solita serie di movimenti. Nancy Lot, Bucaleb ancora decisiva sull'olandese. Poi lancia dell'Ernia che arriva, cerca il sombrero, Ferrara anticipa tutte. Nancy Lot ancora, Calais sulle sue tracce, Lot si deve sbarazzare del pallone, lo fa con un elegante colpo di tacco, cade Ferrara, non c'è fallo, poi Calais dell'Ernia, palla arretrata, intercettata dal Pereira, poi prima dal Pidio, poi che parte Ferrara in banda, alza la testa, Ferrara in buca, chiude Luna, tocca a lei per ultimo, calcio d'angolo. Calcio d'angolo dunque per il Falconara. Conali nel Pidio. Lot calcia, intercetta Calais, prova a ripartire in 2 contro 1 il Molfetta. La velocità di Lot che scarica da dell'Ernia. Ancora da Calais, impreciso il passaggio. Butta le ortiche, una ripartenza il Molfetta. Torna dentro Chiara Pernazza. Pereira. Scambio di Pereira con Ferrara. Ancora il capitano del Falconara. Elpidio pensa all'1 contro 1. Poi torna indietro da Ferrara. Occhio a movimento profondo di Lot. Ferrara non se la sente. Fa da sola. Salta Calais. Ferrara! E poi incredibilmente Bucaleb sull'ennesima deviazione in area piccola ci mette una pezza, rimessa laterale. Ferrara calcia con deviazione e calcio d'angolo. A breve dentro Colucci per il Falconara. Isa Pereira in buca. Ancora un tamponamento nel cuore dell'area del Molfetta. Ancora non c'è un fischio. Come chiedeva a gran voce Enrico, si ripartirà con ancora calcio d'angolo. Adesso anche un po' il gioco delle parti su questi corner, col Molfetta che cerca di enfatizzare i blocchi. E il Pidio alle stelle. Bucaleb lancia per Calais, anticipata da Elpidio. Ferrara contro Luna, passa Ferrara la prima, passa la seconda, poi calcia! Bucaleb smanaccia, calcio d'angolo. Cerca il tris il Falconara che spinge forte. Lot non ci arriva, Luna sì, riparte il Molfetta in 2 contro 2. Avanza la spagnola. Luna palla d'esterno. Ferrara intercetta con un braccio secondo Calais, non secondo l'arbitro. Poi Isa Pereira. Bene da Ferrara. Avanza Ferrara. Suola per Lot col destro. Enrico. Poi Luna anticipa anche Bucaleb, rimessa laterale. Fuori Ferrara, dentro Colucci. Pereira scambia con Elpidio. Lot. Pernazza per un attimo, intercetta, tocca per ultima però, rimessa Falconara. 4 minuti e 10 trascorsi. In questa ripresa Falconara è tornato avanti con Ali Elpidio che ha colpito anche un palo. Pronta Bucaleb. Da Calais.
piccolo passaggio a vuoto della difesa del Falconara. Calè cerca il lancio, ancora intercettato. Poi Pereira calcia da centrocampo, palla fuori. Enrico la mette giù col petto, deve girarla a una delle sue compagne, tocca per ultimo, poi rimessa laterale a favore del Falconara. Già battuta dal Pidio, il pubblico del Palapoli continua il suo pomeriggio complicato col signor Sacca. Lot e il Pidio sempre a puntare, non passa su Luna, tocca Nancy Lot, rimessa a Molfetta. Per Nazza, c'è Luna che chiede palla. Nazza torna indietro da Enrico. Colucci sulle sue tracce, allora Enrico la butta fuori questa palla sulla pressione di Colucci. Che va a ricevere da pivot. Aggancia però Enrico il pallone, poi ancora rimessa per il Falconara, con Enrico che continua a dire qualcosa a Sacca. Pereira lascia scorrere, rimessa 3 metri più indietro per il Falconara, battuta veloce. Si rialza Taina Santos, ovviamente ci auguriamo che non sia nulla di grave, il problema patito in apertura di ripresa. È partita Isa Pereira come un treno, Pereira non ci arriva il piglio sul secondo palo. Quando parte così Isa Pereira è davvero implacabile. Enrico per Nazza sulla pressione di Colucci, deve allontanare il pallone. Lot e Luna vanno a contrasto. Luna riesce a scippare il pallone a Lot, poi calcia la posizione impossibile. Guadagna il calcio d'angolo da quella posizione, era francamente il massimo a cui potesse ambire la calcettista spagnola ex Rubí, che adesso batterà questo corner. Ancora Luna, si resta lì, rimessa laterale. Enrico fuori per Nazza, pensa al destro, lo lascia partire e Carturan determinante con la punta delle dita. Batte Kalec da questa parte, fuori da Luna, controlla, calcia Isa Pereira con un gigantesco senso della posizione. Rimessa Molfetta, che sta cercando di rimanere aggrappata alla partita. Luna da Enrico, Luna ancora, palla persa per un attimo sulla pressione di Colucci. Per Nazza cerca il corridoio centrale, Calè resiste, poi per Nazza lascia per Luna che non ci arriva, Colucci sì, poi Lot 1 contro 1 con Enrico. Lot si mette in proprio, cerca la giocata, fermata da Marfil Enrico in rimessa laterale, fuori Isa Pereira, torna dentro Capitan Ferrara, rientra Taina Santos al posto di Nancy Lot. I due cambi di mister Giulia Domenichetti, mentre Caballero viene chiamata dalla panchina del Molfetta ed El Pidio si appresta a battere la rimessa laterale. Occhio al movimento senza palla di Taina Santos, che non riesce a indirizzarla verso la porta, rinvio dal fondo. Sono andati via 6 minuti e 13 secondi in questa ripresa. 2-1 Falconara. Luna. Calè. Parte Luna. Calè cambia idea e va da Enrico. Poi per Nazza. Bene centralmente, Enrico non controlla. Taina sì. Parte Taina. Taina ancora. Colucci fuori. Elpidio con spazio. Arma il destro Elpidio. Palla sul fondo. Fuori Enrico, dentro Caballero e mister Iessi chiama per Nazza a fare la centrale di difesa. Eccola Alex Bitonto. Luna. Calè. Caballero. Bisogno del suo estro adesso il Molfetta. Caballero sulla pressione forte del Falconara, butta via il pallone. 7 minuti trascorsi. Avanti di 1. La formazione campione d'Italia in carica, con Colucci che lavora da pivot, spalla alla porta e perde palla sulla pressione di Luna, che poi non si intende con Calè.
chiede poi anche subito il cambio alla panchina del Molfetta, cambio che però non è pronto, allora Luna costretta a difendere anche un'altra situazione. Qui Erika Ferrara sposta il pallone e passa, gran palla per Colucci che alza sopra la traversa. Occasionissima Falconara. Fuori Luna, eccolo il cambio, c'è Simona Ginosa che è entrata bene nel primo tempo. Pernazza, Ginosa contro Colucci, ancora rimessa. Calè alza per Caballero, Ferrara anticipa, Caballero non ci arriva, Elpidio sì, poi Ginosa intercetta, Pernazza allunga il piede prima di Taina e ancora Pernazza, mantiene il campo, il pallone e parte, Pernazza, sterza, Pernazza, murata da Taina Santos. Riparte Ferrara. Ancora Ferrara, alza la testa, profonda da Colucci, dentro! Per Elpidio, fuori di pochissimo, ancora una gigantesca palla gol costruita dal Falconara. Rientra Isa Pereira. Calè. Ancora rimessa laterale. Caballero. Pernazza. Caballero. Calè. Ginosa controlla bene questo pallone. Deve scaricarlo all'indietro dove c'è Calè. Sulla pressione di Colucci il Molfetta prova a partire con Calè. Si fa tutto il campo palla al piede. Poi si allunga troppo il pallone e ne perde il controllo. Taina contro Ginosa. Ci mette il piede Ginosa. Guadagna anche rimessa laterale. Recupera Calè in panchina. Torna dentro capitano Enrico. Ginosa, Pernazza, prova a partire Caballero, anticipata dalla testa di Erika Ferrara. Ginosa con la punta facile Isa Pereira. Taina 3 contro 3. Enrico intercetta, prova ad armare la ripartenza biancorossa. Scarica in banda da Caballero. Finta di Caballero. Caballero alto sopra la traversa. Fuori Colucci, torna dentro Luana Condò. Taina. Isa Pereira contro Ginosa, resiste Isa Pereira. Poi Ferrara. Taina. Isa Pereira tutta sola per Taina che non riesce a calciare. Enrico controlla e riparte, 2 contro 2. Enrico va da sola, Enrico calcia! Fuori col diagonale. Ginosa aveva fatto il movimento allontanando di fatto una marcatura da Enrico che ha avuto spazio per calciare, calciato anche bene, palla fuori. Ferrara. Condò. Ferrara. Si complica la vita. Caballero. Caballero contro Carturan. Caballero finta. Non calcia ancora Caballero. Si divora il gol del 2-2 il Molfetta. Applausi di Mister Riessi alla sua numero 10. Era stata bravissima Ginosa a rubare quel pallone. Poi Caballero ha avuto forse troppo tempo per pensare a cosa fare. Ancora Ginosa in pressione su Condò. Taina, ancora Caballero in pressione, per poco non riesce un nuovo scippo. Taina adesso ha spazio però, bene da Elpidio, sterza, Elpidio alza la testa, Condò non controlla, rimessa femminile Molfetta. Siamo entrati nell'ultimo quarto di questa gara, femminile Molfetta 1, Ocasa Falconara 2. Poco fa l'incredibile chance di Caballero a tu per tu con Carturan. Un Caballero che non ha trovato il tempo giusto per calciare. Carturan è stata bravissima a non andare di fatto mai a terra, a non offrire un lato debole. Caballero passa in mezzo a 2. Ancora Caballero! 2-2. Stavolta non sbaglia Ilenia Caballero. Giocatona di Caballero che si libera di 2 avversarie e poi lascia partire un destro terribile per il pareggio del Molfetta a 9:49 dalla fine del match. Arrabbiatissima Domenichetta in panchina con le sue giocatrici. Ristabilito l'equilibrio.
Attenzione a Isa Pereira per Elpidio che passa ancora. Elpidio in buca. Enrico ci mette il piedone, poi con calma per Caballero in mezzo a tre. Rischia tanto, riesce a guadagnare la rimessa. 9 minuti 31 secondi da vivere tutti d'un fiato in diretta dal Palapoli. Pernazza non si intende con Ginosa. Di fatto qui il Molfetta regala il pallone al Falconara e regala anche un po' di metri a Condò. Pereira cercava Lot, colpisce invece la sua compagna. Caballero prova ad andare da sola, ci riprova Caballero. Isa Pereira sulle sue tracce, poi Ginosa non si accorge di Elpidio, Caterra, non c'è fallo, 2 contro 0. Arriva Elpidio sull'esterno della rete che si è mangiato il Falconara qui in 2 contro Bocaleb. A sua volta brava a non andare mai a terra e a non offrire un lato debole. Si resta sul 2-2. Qui nessuno ha chiamato l'avversaria Ginosa, che non si è accorta di Aline Elpidio. Ha rischiato tantissimo il Molfetta. Partita davvero divertente al Palapoli. Pernazza, Enrico alza la testa, cerca Ginosa, trova una deviazione, è quella di Luana Condò, la calcettista classe 2001, la prima esperienza in Serie A, che adesso torna in panchina dentro Erika Ferrara. Pernazza su un pallone difficile, Ferrara confeziona lo scippo, poi brava Pernazza a restituire il pallone al suo Molfetta. Bocaleb in avanti, Caballero e Isa Pereira, ancora Isa Pereira, poi Elpidio. È scatenata in questo secondo tempo Elpidio. Ginosa le trattiene la maglia e mette palla con calcio di punizione, mentre riposa Pernazza stanchissima in panchina. Torna dentro Andrea Luna. Isa Pereira, Lot, Isa Pereira, Lot contro Luna, Isa Pereira, sovrapposizione di Lot. Isa Pereira da Elpidio a 1 contro 1 con Caballero, fermata da Caballero per un attimo, poi ancora Isa Pereira, fermata da Ginosa. Caballero prova a partire, Isa Pereira è sempre in anticipo. Lot in buca centralmente, Enrico anticipa Ferrara, Ginosa cerca il corridoio, ci mette il piede, indovinate chi? Sì, Isa Pereira, sempre lei. Ginosa batte la rimessa. Luna, Enrico, pressata del Pidio, prova a sbarazzarsi del pallone, Ferrara tocca e regala rimessa laterale al Molfetta. 7:58 da giocare. Prova a farsi sentire il pubblico del Palapoli. La reazione biancorossa dopo il KO di domenica col tiki-taka c'è stata. Enrico, Ginosa da Caballero, palla troppo larga. Quello di Caballero è stato il gol numero 23 con la maglia del Molfetta, 6 assist, 41 presenze. Giocatrice che ha avuto un impatto incredibile nelle stagioni vissute al Molfetta. Pereira, gran tracciante per Lot. Luna anticipa l'olandese, riesce anche ad evitare il calcio d'angolo, poi Ginosa va da sola, ma Isa Pereira non è d'accordo e subisce anche il fallo di Ginosa, fallo numero 2 del secondo tempo del Molfetta. Punizione da posizione interessante per il Falconara, soprattutto per un eventuale scarico su una delle tante tiratrici dalla distanza. Ferrara sul pallone, c'è Lot sul primo palo, Elpidio sul secondo e all'altezza del tiro libero Isa Pereira, mentre Bocaleb sistema la barriera. Fischia adesso l'arbitro, vediamo Ferrara che fa. Occhio al movimento di Elpidio, la palla è uscita in qualche modo, forse palo esterno, forse il montante esterno addirittura.
7:28 da giocare, Bow Caleb al rinvio, Calais per Nazza, pronto a tornare dentro, Ferrara per un attimo, Caballero alza, Ginosa di testa all'indietro, Lot, Enrico deve mettere giù questo pallone sulla pressione di Nancy Lot, resiste Enrico, bene da Caballero, punta Ferrara, a memoria da Enrico, Lot per un attimo, poi ancora Caballero, lotta, Ferrara alla meglio, torna da Elpidio, si risistema il Molfetta, attenzione perché c'è un'autostrada per Pereira che calcia, arriva Caballero, anticipa tutte, la mette in calcio d'angolo. Pronta Pereira al corner. Dentro forte, devia in rimessa laterale Caballero. È pronta Calais. A tornare dentro per il Molfetta. Elpidio in buca. Non c'è nessuno sul secondo palo, ma era giusta l'idea dell'ex Biceglie. Fuori Caballero, dentro Calais. Fuori Ginosa, dentro Pernazza. 6:42 da giocare, partita l'una, Pernazza l'ha vista anche Nancy Lot. Calais la mette giù per un attimo, poi Lot, cadono in due e non c'è fallo. Isa Pereira avanza, Isa Pereira da Lot che calcia, Bow Caleb, determinante, era rimasta a terra Calais. Adesso il Molfetta protesta perché nel primo tempo ha messo palla fuori per permettere i soccorsi. Giallo anche per componente della panchina del Molfetta. Era rimasta a terra Calais. Resta la parata importante di Bucaleb sul Lot. Qui sarà rimessa laterale per il Falconara. Sì, e 28 da giocare, rimessa Isa Pereira, 2-2 al Palapoli. Isa Pereira in buca, Elpidio anticipata da Enrico, Lot dietro da Ferrara, poi ancora Pereira, sovrapposizione di Ferrara che può calciare, trova il piede destro di Chiara Pernazza, sarà calcio d'angolo. Non è angolo ma rimessa laterale, battuta anche molto più indietro rispetto a dove è uscito il pallone. Adesso si va in quella zona di campo. Rimessa laterale, l'ennesima della gara del Falconara. Pronta Isa Pereira. Occhio a movimento centrale di Elpidio che riesce a metterla in porta. Non c'è fallo su Enrico, ha segnato il Falconara con Aline Elpidio. Incredulo il Palapoli, non c'è stato il fischio. 3-2 Falconara, ha segnato Elpidio. Elpidio non ha neanche protestato, non ha neanche esultato. Probabilmente si aspettava anche lei un fischio che non è arrivato. Cambia il parziale al Palapoli, Falconara 3, Molfetta 2. Adesso si accende ancora di più la gara con Pernazza che calcia, fermata da Isa Pereira. Luna intercetta anticipando Colucci. Mezzo a due, la mette fuori Lot, rimessa Molfetta. In buca Luna, fermata da Lot, Colucci in mezzo a due, la deve tenere, ci riesce, arriva Calais in rimessa laterale. Isa Pereira non passa su Pernazza, rimessa laterale Falconara. Ferrara, Pereira,
È partita Lot, alza la testa e la cerca Pereira. Enrico, grande anticipo di testa per Calais. 3 contro 2 potenziale nel Molfetta. Si gira Calais, bene da Pernazza, palla forse un po' arretrata. Arriva Isa Pereira, sempre presente, ancora Pereira. Riparte Pereira, cambia per Colucci. E arriva Enrico in ripiegamento difensivo. Possesso Falconara, 5-28 da giocare, rientra Lot. C'è Dell'Ernia con la maglia del portiere di movimento in casa Molfetta. Richiamata anche Caballero. Pronta Pereira. In buca sul secondo palo, non c'è nessuno. Pronta Bocaleb a rimettere in gioco il pallone. Pernazza. Palla lenta, Colucci intercetta, Calais prova a partire, non ci riesce, rimessa Falconara. Ha accusato il colpo del 3-2 il Molfetta. Ferrara, Pereira, ancora il Pidio, non passa il pallone per Pereira. Vediamo se arriva adesso il cambio portiere. Per il momento c'è solo Caballero per Pernazza. Luna, ancora rimessa Molfetta, 5 minuti da giocare. Tornato avanti il Falconara, non ci arriva Calais. Adesso alza la pressione il Molfetta. Adesso problemi anche con il tabellone perché il cronometro va avanti nonostante il pallone fosse uscito. Colucci, lotta e recupera palla Enrico, sola contro tutte maglie blu, torna indietro da Caballero, passa in mezzo a due. C'è sempre però il problema Isa Pereira per il Molfetta. Colucci parte, Colucci calcia e fa 4-2. 4-2 di Colucci, vola sul +2 adesso il Falconara sulla ripartenza vincente di Colucci. 4:36 da giocare, tornata avanti la formazione marchigiana e adesso ha anche messo la freccia con Colucci. Ecco Dell'Ernia con la maglia del portiere di movimento. Piccino Dell'Ernia, 4:32, prova col power play Mister Iesi a ribaltare la partita. Piccino, Calais, Piccino, Calais, Piccino, Pereira, sempre lei. Partita maiuscola della 16 del Falconara. Dell'Ernia, Luna, Pereira per un attimo, ancora Pereira sul fondo, fuori di pochissimo. Dell'Ernia, lancio lontano per Caballero, anticipa tutti Carturan, resta Dell'Ernia fra i pali biancorossi. Il Molfetta deve alzare la pressione. Lot rischia tanto sulla pressione di Luna e costringe Luna Falconara a buttar via il pallone. Pronta Dell'Ernia, Piccino, Calais, Piccino, Dell'Ernia, Piccino, intercetta Elpidio. Caballero da Piccino, Calais, Piccino, Caballero, Piccino, Calais. Prova a velocizzare un po' la manovra il Molfetta. Elpidio intercetta questo passaggio. 3:23, time out per la femminile Molfetta. Al prossimo cambio possesso però Dell'Ernia, Caballero, Piccino, si alza Pereira, Piccino passa, Luna col tacco, Caballero la mantiene in campo ma poi perde il controllo del pallone, che torna buono per Carturan, che fa correre Elpidio. Cambio volante del Molfetta per rimettere Bocaleb, che va a respingere alla grande il tiro di Isa Pereira, che poi allarga le braccia sconsolata.
Ultimi 3 minuti da giocare. Pronta Lot. Movimento centrale, Buca la battetta sul suo palo, poi c'è un fischio perché si è spostato alla porta. Time out femminile Molfetta. Tornano in campo Molfetta e Falconara dopo il time out. 2,59 da giocare, 4-2 Casa Falconara. Il pallone sarà scodellato dal signor Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria, che lascia lì a Dell'Ernia. In avanti cercata Calè, lavora spalla alla porta per Luna, poi Caballero, Piccino resiste, Caballero prova a far correre Piccino, in netto anticipo Carturan che non vuole correre rischi, la mette in tribuna questa palla. Dell'Ernia, Piccino col power play il Molfetta dopo il time out di Mister Iezzi. Piccino, Dell'Ernia, Calè, Piccino alza la testa, fuori ancora da Calè che imbuca, grande anticipo di Ferrara, poi Pereira senza portiere, la mette in porta. 5-2 Isa Pereira suggella una partita incredibile, realizzando il quinto gol del pomeriggio del Falconara. 5-2 Isa Pereira punisce subito l'assenza del portiere e mette sul +3 il Falconara. Piccino, Dell'Ernia, Piccino, Calè, Piccino, Dell'Ernia, Piccino lascia lì per Calè, poi Dell'Ernia velocizza per Luna, palla fuori. Buon giro palla del Molfetta, è mancata la precisione a Luna. Lot da Pereira, avanza Pereira, torna poi indietro, guadagna anche qualche secondo sul cronometro. Adesso 1,47 da giocare, il pallone è sotto i piedi di Isa Pereira, l'anticipo pulito di Calè, Caballero la mette dentro, ancora Carturan, Ferrara fermata da Caballero, calcio di punizione. Ferrara in avanti del Pidio, anticipata da Piccino. Isa Pereira, 1,21 da giocare. Poi spazio al mondiale, Serie A che tornerà a metà dicembre. Con la femminile Molfetta che renderà visita al CMB. Per il Falconara invece il rematch della finale scudetto col Bitonto.
Piccino in avanti, Calè non controlla, Ferrara allontana, rinvio dal fondo ancora per Dell'Ernia. Calè cerca Caballero, anticipo di Ferrara, adesso fallo di mano, fischiato però dall'arbitro Sacca, che era lontano 25 metri rispetto al suo collega dall'altra banda. Punizione Molfetta. Batte veloce Calè, Piccino, Dell'Ernia, ultimo minuto di gara. Piccino, Calè, finta, torna indietro ad Arianna Piccino. Poi Dell'Ernia, fuori da Piccino, finta di Piccino, Dell'Ernia in buca, Pereira chiude. Ancora 50 secondi. Pronta Dell'Ernia. Luna, fermata, la palla resta lì, Pereira ci riprova, stavolta non è precisa. Pronta Dell'Ernia. Rimettere in gioco il pallone. Ferrara anticipa Caballero. Il Pidio la mette giù con eleganza. Poi Isa Pereira. In mezzo a due si complica la vita. Resiste Isa Pereira ancora. Giganteggia. Il Pidio contro Dell'Ernia. 6-2 Falconara. Segna ancora lì nel Pidio. 6-2. Altro assist importante di Isa Pereira. Adesso dilaga il Falconara. Casa Molfetta resta però la consapevolezza di aver fatto una grandissima prestazione contro la squadra campione d'Italia in carica. Partita che poi è girata su quell'episodio del 3-2 con le vibranti proteste della panchina biancorossa. Ultimi 30 secondi, pura formalità adesso arrivare alla fine di questa bella partita. Lot, Ferrara, Pereira, Ferrara non chiude il triangolo. Ancora 13 secondi da giocare. Caballero, Piccino, Luna. In avanti cerca Arianna Piccino. Prova ad andare da sola, si complica un po' la vita. Palla a Carturan, e allora 4 secondi, Carturan lascia lì per Erika Ferrara. Suona la sirena del Palapoli, scorrono i titoli di coda su Femminile Molfetta o Casa Falconara con le campionesse d'Italia in carica che si impongono per 6-2 al Palapoli. Da Gabriele Papolla è tutto, a risentirci sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 per le grandi emozioni del futsal.